Qui tutte le sere abbiamo la presenza di topi. Così ieri denunciava l'ex consigliere comunale Michela Maschietto ai nostri microfoni. Naturalmente siamo attenti alle segnalazioni vere, non alle strumentalizzazioni politiche. Quindi lei dice che questa era un po' una mossa politica. Ma è del tutto evidente la cosa. Però i topi li abbiamo visti, cioè non è che Certo. i topi sono leghisti. Ma certo, è che esistono i topi, non c'è dubbio, esistono i topi, esistono le nutrie, esistono le zanzare, il mondo ha una sua biodiversità e quindi è del tutto evidente, nessuno è perfetto, naturalmente noi non pensiamo che il nostro piano di deratizzazione non abbia bisogno di aggiustamenti. Alla segnalazione ha fatto seguito l'intervento dell'amministrazione per installare nuove trappole in zona. Così replica il comune di Mogliano Veneto con l'assessore: certo si sia trattato solo di un attacco meramente politico, con l'obiettivo di rosicchiare consenso. Ha chiamato l'ufficio ambiente, qualificandosi come ex consigliere comunale della Lega, e ha intimato l'ufficio ambiente di andare a prelevare immediatamente il topo catturato nel proprio giardino, minacciando che in caso contrario avrebbe portato il topo nell'ufficio del sindaco e chiamato la stampa. Una falsa notizia, dice Mancini, anche se il roditore a quattro zampe fa bella mostra di sé nella gabbietta della signora. Certi non lo abbia comprato la Fiera dell'Est, non resta che zittire le sirene della politica e sperare nel pifferaio. L'immagine di una Mogliano invasa dai topi è una fiaba priva di qualsiasi fondamento reale. Il comune, come ogni anno, ha installato diverse centinaia di trappole in tutto il territorio comunale.